Buonasera a tutti ragazzi, sempre il meteo più è impazzito. In effetti si hanno notizie che in questi giorni, esattamente 2 giorni fa, in Colorado, esattamente a Denver, la temperatura improvvisamente sia passata da 28 gradi, ragazzi, centigradi a meno 4 in un solo giorno, cioè nell'arco di 24 ore, ragazzi, il clima è proprio drasticamente, sarebbe anche una parola poco precisa, perché sarebbe poco, in effetti la temperatura è crollata in modo pazzesco, ragazzi. Quindi colpa hanno detto un'irruzione, diciamo, irruzione di aria gelida artica proveniente dal Canada che ha spazzato subito il calore in un battibaleno. Pensate che il giorno 9 ottobre le temperature si aggiravano intorno ai 28 gradi, quindi poi in questi ultimi 2 giorni si è avuto proprio un cambiamento radicale, cioè si è passato da più 28 gradi a meno 4 nell'arco di una giornata, cioè di 24 ore. E quello dicono la gente, diciamo, pazzesco. Stavamo con il sole a mezze maniche, la mattina ci siamo risvegliati con la neve, quindi davvero il clima è sempre più strano e più impazzito, come dico io. Quindi è vero che lì in Colorado non è normale che faccia questo, sì, però passare da 28 gradi a meno 4 in soli 24 ore, io lo considero più una cosa anomala, quindi non la posso capire che ci sta istituzione d'aria gelida, artica, sì, ma spazzare in solo 24 ore più 28 gradi a meno 4 e ce ne passa, ragazzi, cioè 28, 29, 30, 32, 32 gradi nel giro di 24 ore. Cioè, è una cosa, diciamo, non credo tanto normale, eh. Vabbè, che oramai ci siamo abituati a questi fenomeni atmosferici, diciamo, pazzeschi ultimamente. A volte fa grandine che piovono pietre, palle da tennis. Quindi, diciamo, non è che questa sia proprio una meraviglia delle meraviglie. Quindi, però, da 28 gradi e calcoli meno 4 le temperature, ragazzi, si sono abbassate di 32 gradi in 24 ore. Calcolando i 28 più o meno 4, abbiamo 32 gradi che sono in rapida discesa in solo 24 ore, una giornata. Cioè, fosse avvenuto in 2 giorni sarebbe stato anche normale. Ma in 24 ore proprio è come se la mattina ci svegli col pantaloncino e la mattina seguente ci sta la neve. È un po' ridicolo il fatto, cioè, questo ci sta. Però è avvenuto, anche se è strano, anomalo, come vogliamo dirlo, però purtroppo è accaduto. Quindi il giorno prima stavano pantaloncino e magliette, il giorno dopo cappotti e accessori per la neve. Quindi diciamo che più avanti andiamo, ragazzi, e più qua non si capisce davvero nulla. Quindi vabbè, che ultimamente, come ho detto, ci siamo abituati, grandine esagerate. Arrivano un amico mio in Germania, ha preso una grandinata, una macchina nuova, l'ho detto in un video, l'ha rotta interamente, tutta ammaccata, vetri rotti, parabrezza, tutto. Quindi non è che grandinava, buttavano le pietre sopra, quindi non ci meravigliamo più di nulla. Quindi il mondo, diciamo, il clima sta un po' impazzendo già da parecchio tempo. Vabbè ragazzi, vi saluto, volevo fare questo video perché l'avevo visto, diciamo, il video incolorato e ho detto questa la devo dire perché questa è esagerata proprio, cioè un crollo di 32 gradi in 24 ore è ridicolo, cioè passare da più 28 a meno 4. Cioè, ne ho fatte di video strane, ma questo non è che sia da meno. Quindi diciamo è uno di quei video un po' strani miei. Ne ho fatti parecchi di video strani, però questo no. Mi sa che sta. Ciao Giovanni. Sta insieme agli altri, la top 10 mia, diciamo.
Quindi immaginiamo con la gente più 28 gradi come oggi qua a Salerno si faceva nel bagno e domani mattina ci sta la neve, sarebbe pazzesco proprio. Cioè stamattina noi ci facciamo il bagno e poi domani mattina ci svegliamo e mettiamo cappotti e abiti per la neve. Bah, comunque il mondo è strano. Sì, sì, guarda, io capisco che in Colorado lì fa la neve e cose, sì. È pur vero che il giorno 9 stavano a 28 gradi, il giorno 10 stavano a 28 gradi, quindi non è che stiamo parlando, so, è stata una settimana che la temperatura man mano si è abbassata e poi è arrivata a meno 4, ci sta, è una cosa normalissima. Ma qua si parla che oggi ti vai a fare il bagno e domani mattina trovi che ci sta la neve giù, quindi è un po' ridicolo. Cioè 28 gradi più o meno 4 sono 32 gradi che sono crollati improvvisamente in solo più di un grado l'ora in effetti, perché se calcoli 24 ore sono 24 gradi, sono crollati 32. Vabbè, oramai ci dobbiamo abituare a tutto, quindi chissà che inverno ci aspetterà. Dicono che sicuramente avremo un forte inverno gelido pure noi, diciamo in Italia. Sì, sì, ma a parte questo, ma se succede in tutto il mondo, quindi anche in Italia sicuramente sì, avremo, diciamo in Colorado, esattamente a Denver, in 24 ore il termometro è crollato di 32 gradi. In effetti si è passato da 28 gradi a meno 4 nel giro di 24 ore, cioè più di un grado l'ora. Cioè questi la mattina stavano a mare e il giorno dopo stavano con abbigliamento da neve, si sono svegliati con la neve. Quindi una cosa assurda. Hanno detto che c'è stata un'irruzione artica gelida che è arrivata dal Canada in effetti, quindi però nel giro di 20... intanto è successo a Denver, Jasmine, in 24 ore c'è stato un crollo di 32 gradi, perché calcola è più 28. È arrivato a meno 4 il termometro, sono 28 e 4, 32, cioè in 24 ore il meteo è crollato di 32 gradi. Cioè, è una cosa che io quello ho detto, ho fatto video pazzeschi, un po' strani, ma questo non è da meno, in effetti. La città è Denver, capitale dello stato del Colorado, in effetti, ed è accaduto pochi giorni fa, il giorno 9 ottobre le temperature erano intorno ai 28-29 gradi. Quindi stiamo parlando di pochi giorni fa, oggi è 11, l'altro ieri, quindi non è una notizia, sa, vecchia, oppure dice vabbè Giuseppe, chissà quando sarà sta notizia, no, è dell'altro ieri in effetti. Quindi adesso stavo girando sui siti, diciamo, in inglese e stava questo articolo in inglese che sta temperatura, la temperatura passa da 28 gradi centigradi a meno 4 in un giorno. Cioè, è una cosa pazzesca proprio. Ho detto, boh, questa la devo dire, ho detto, questa è da dire perché non è una notizia, diciamo, normale. Proprio una cosa, diciamo, non dico assurda, pazzesca quasi. Ho scritto così, proprio, però volevo scrivere pazzesca, però ho detto, ma neanche pazzesca, perché non sarebbe una parola adatta. Perché è quasi assurdo che in una giornata la temperatura si abbassi di 32 gradi. Cioè, è vero, si può, ma si è visto 10 gradi, 8 gradi, 7 gradi, ma non ho mai sentito, perlomeno a 43 anni che ho, che in un giorno, questa è la prima volta che sento questa notizia, partiamo da questo, eh. Mo io sto su YouTube, ragazzi, dal 2007, quindi vedete quanti video ho fatto, anche se molti li ho dovuto cancellare per colpa di YouTube, che hanno fatto gli aggiornamenti, però io avevo fatto quasi 8000 video, quindi adesso non vedete che ce ne ho 800, ma io in effetti prima che YouTube mettesse di nuovo le regole, avevo 8000 video e vi posso assicurare che non avevo fatto un video così, diciamo con questa notizia particolare, cioè 32 gradi in un giorno solo, no, ho fatto video quasi di tutto, ma questo è nuovo per me.
quindi calcolate che sto qui sul tubo dal 2007, ma può essere pure, non lo so, però ti posso assicurare che sto qui dal 2007 su YouTube a fare video di notizie, sempre così, Non è che anzi, ho iniziato con i gossip, però subito mi sono... la vedevo una cosa più per donne e poi sono passato alle cose che più mi piacciono a me, meteo, cose soprannaturali, cospirazioni, complotto, più cose che mi piacciono a me. E quindi ho cambiato genere, ho fatto questo genere qua. E quindi da allora ho fatto 8000 video, poi sono stati cancellati perché YouTube aveva fatto il copyright, tutte queste cose che prima non c'erano, potevi prendere una foto da internet liberamente, poi hanno detto di no, c'è stato il fatto di Soros che voleva fare l'articolo 11 e 13 su YouTube per il copyright e quindi abbiamo dovuto cancellare tutti i video vecchi. Grazie Jasmine, quindi in effetti poi abbiamo dovuto, tutti gli youtubers più o meno hanno dovuto cancellare i loro video vecchi purtroppo e ricominciare da capo, quindi in effetti gli iscritti non li abbiamo persi, ne abbiamo persi un poco in effetti perché molti erano, come si dice, doppioni, allora YouTube ha fatto una bella pulizia, perciò come potete vedere ultimamente da 80.000 quasi sono sceso a 78.000 perché avevano, ci stavano degli iscritti che avevano doppie mail, quindi in effetti YouTube ha fatto un po' di pulizia. Quindi perciò voglio dire io, ne ho fatti di video strano, ma questo non è da meno, quindi me li ricordo quasi tutti i video che ho fatto, quindi questa notizia qua non l'ho fatta mai. Cioè che in un giorno, sì, mi è capitato 12 gradi, che la temperatura è crollata di 12 gradi, ma 32 gradi no. Mi ricorda tanto il film The After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, quando in effetti si sveglia, ti ricordi il film che si ghiacciano le strade e tutte queste qua. Quindi in effetti se vi ricordate quel film era a livello che quando l'elicottero camminava si congelava, se vi ricordate le pale si congelavano perché la temperatura collassava proprio tipo come un buco nero, cioè da più 30 passava a meno 100. Quindi mi è venuto in mente questo film qua. Però 32 gradi in 24 ore è record. Però purtroppo sono andato a vedere i siti per vedere, ma è vera la notizia, quindi sono andato sul meteo proprio di Denver e in effetti è vero, quindi è una notizia che è strana ma vera, ci sono pure i video, figuratevi. Quindi dopo, se mai, se riesco a metterlo, lo metto sotto a questo video qua. Sta scritto Snow in Denver. Cioè vi faccio vedere il video, quindi dopo se riesco lo metto nei commenti perché sapete il copyright non me lo permette, quindi lo posso solo mettere come commento, diciamo come commento lo posso fare, quindi metterò sotto al commento di qualcuno questo Snow in Denver in 24 ore. No? Ma guarda, io a volte ho pensato pure io a sta cosa, in effetti se rifletti tutti i film che fanno, poi mi pare che poi nella realtà ste cose avvengono veramente poi. Quindi come Star Trek aveva la curva, vi ricordate, in effetti quando c'era Star Trek quelli viaggiavano alla velocità, curvavano lo spazio-tempo e poi è uscita la curvatura dello spazio-tempo e tutte quelle cose che dicevano in quei film che ancora diciamo come Terminator ma come tanti film, quindi in effetti poi dopo si sono rivelate vere in effetti, quindi tutte quelle cose che loro inventavano all'epoca poi in effetti quando Star Trek faceva il teletrasporto, no? Teletrasportami sul pianeta e, e poi pure qua hanno incominciato col teletrasporto per vedere se si può fare, diciamo, stanno cercando di farlo, no? Quindi diciamo che i film a volte contengono qualche traccia di verità in effetti, quindi prendono spunto da qualche cosa al finale. Quindi quel film là, lì hanno preso spunto dai cambiamenti climatici che sono in atto, quindi lì hanno preso spunto dall'era glaciale.
Ma sì, ma figurati, ho capito che era film, figurati, lo faccio io nei commenti dei video, figurati. Buonanotte pure a te, Domitilla. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani per altre notizie, quindi più avanti si va, più cose strane escono, quindi non mi meraviglio più di nulla oramai, quindi se domani mi dicono che sta arrivando un asteroide ci credo, basta, quindi non cambia niente perché oramai se domani dicono che ci sta l'invasione aliena ci credo perfettamente perché non mi faccio problema. Tanto oramai le notizie sono all'ordine del giorno, che cambia? Vabbè, ci sentiamo domani, buonanotte a tutti, ti hanno colonnata pure a te. Vabbè, ora vediamo chi è la falsa, ciao.